Ho scelto la tipologia A2, che era a Verga, e ho fatto un testo parlando principalmente di Nedda. Maturità al via per 39.000 studenti veneti, 500.000 in Italia. 6 ore di prova uguale per tutti gli indirizzi di studio, 7 le tracce di 3 tipologie. Da Pascoli a Verga, Oliver Sacks, il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica a Parisi alla Camera dei Deputati. La pandemia e i cambiamenti climatici, i maturandi hanno potuto spaziare. Ho scelto la tipologia B1 e che parlava insomma di una testimonianza relativa al fascismo e diciamo all'esclusione razziale. Ho scelto la traccia A2 che era l'analisi del testo di Verga su Nedda. Come mai questa scelta? Perché tra tutte era quella che sia mi piaceva di più ma anche che ho trovato appunto più mia e quindi ho preferito fare questa. Ho scelto la B2, quella sulla musica, e niente, l'ho sviluppata in queste ore. Ho scelto la musica sinceramente perché l'ascolto ogni giorno, quindi mi interessava anche la traccia, e poi le altre erano più da analizzare dal punto di vista come si dice, del programma che abbiamo studiato quest'anno, preferivo andare più tranquillo. Quella sul Covid, sulla necessità appunto di avere un organismo sovranazionale che regoli insomma quelle che sono le minacce globali, quindi Covid, cambiamento climatico, emergenze sanitarie e disastri ambientali. Scelte abbastanza comuni tra i ragazzi in un esame che finalmente li ha riportati alla normalità sui banchi di scuola. Non ci aspettavamo effettivamente di riuscire a fare gli iscritti, siamo arrivati all'inizio della quinta che pensavamo probabilmente la situazione potrebbe anche peggiorare, potremmo tornare esattamente come l'anno scorso col maxi orale, però comunque penso sia un traguardo essere riusciti a fare gli iscritti perché vuol dire ritornare alla normalità molto più di prima. È difficile ritornare e riprendere il passo con le lezioni in presenza, però ci sono venuti abbastanza incontro. Il percorso che ci ha portato alla maturità è stato un po' travagliato, però comunque è stato piacevole sicuramente fare gli esami così. Il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami, in percentuale ai primi posti il Veneto col 97,2%. Niente obbligo di mascherina, solo la raccomandazione per salvaguardare tutti, soprattutto in questo momento. Era consigliata, però potevi anche non utilizzarla, però quasi tutti l'abbiamo tenuta. Ci chiedevano di indossarla ogni tanto, però insomma non è che mettevano tanto peso su questa questione. Cioè, alla fine fa caldo, è giugno per tutti, ci chiedevano comunque un po' di attenzione ovviamente. Domani si svolgerà la seconda prova scritta, differente in base all'indirizzo di studio.